vi pregherei innanzitutto di fare silenzio, poi di mettervi a sedere e di permettere l'inizio di questa seconda parte della mattina, che vede l'intervento del professor Francesco Surdic dell'Università di Genova, che presenta una relazione dal titolo La cultura geografica di Paolino Veneto. Ricordo semplicemente che il professor Surdic è stato titolare della cattedra di storia delle esplorazioni geografiche, che ha una bibliografia, come dire, larghissima, che ruota intorno alla storia delle esplorazioni, il colonialismo, la storia delle grandi vie di comunicazione con l'Oriente, e tutto questo a partire dall'epoca medievale, dal 300 in poi. Manca prima. Quindi, come dire, forse persona più adatta per affrontare proprio il tema della cultura geografica di Paolino, collocandola proprio agli inizi del 300, questo incontro non poteva avere, e gli do molto volentieri la parola. Prego. Ma è qui l'equivoco, che io poi non sono uno studioso di Paolino, ma poi genera cultura geografica. Infatti avevo posto resistenza quando ero amico, Marcello mi aveva contattato, ad ogni modo mi sono messo a studiare come si fa quando le cose non si conoscono, e li ringrazio perché ho scoperto cose che non conoscevo, almeno questo è servito a me, speriamo che sarà qualcosa anche a chi mi ascolterà, perché ho visto, mi sono battuto sui contributi, quelli di Natalia Burò, di Alessandro Scaffi, di Carla Maria Monti, di Isabella Landonati, vedo qui davanti, di Berger de Giannata, Nelly Smith, di Patrick Dochet, di Anna Dorothea Verbrinche, e ultimo, cronologicamente, il saggio della Michelina De Cesare, che è apparso nel 2015. Tutti studi che hanno preso in considerazione la cultura geografica di Paolino Veneto, e quindi di fatto hanno già detto abbastanza, molto, per cui non posso far altro che in questa sede di cercare di tirare le fila, fare una messa a punto di quello che è lo stato degli studi e dell'analisi sulla cultura geografica di questo erudito, che, come già emerso, come forse emergerà anche degli interventi successivi, è strettamente legata alla sua concezione storica, qualcosa che si interfaccia sistematicamente con la cultura storica, sulla base allora comune non solo, come vedremo a Paolino Veneto, che gli eventi narrati, gli eventi storici narrati vanno ancorati ai luoghi. Si diceva anche quando noi andavamo, soprattutto più vecchi, andavamo a scuola, che la geografia è l'occhio della storia, ma è un po' una banalità, ognuno forse può essere richiamata a questo modo di dire. Gli eventi narrati, gli eventi storici vanno quindi ancorati alla realtà, al territorio, perché solo così possono favorire una lettura più efficace, più adeguata, aiuta a comprendere anche il processo storico. E questa è un'impostazione che comincia a emergere in misura più decisa proprio all'inizio del 300 ed emerge nelle tradizioni culturali del mondo mercantile, sostanzialmente, che ha anche bisogno di cose concrete, non di cose astratte, di metafore, delle quali si era nutrita fino ad allora la cultura geografica, soprattutto alto medievale, della prima parte del basso medioevo, e quindi anche di una realtà come Venezia, che fondava la sua potenza, il suo ruolo e anche i suoi progetti espansionistici sulla dominazione degli spazi esteriori e sul commercio. A questo punto la geografia diventa una cosa fondamentale, essenziale. Tra l'altro, visto che qui abbiamo parlato un docente di Venezia, un docente di Padova, un docente di Pisa, io dicevo non manca Malfi, così completavamo anche il panorama delle repubbliche marinare. La Roberta non è molto lontana. Hai ragione, scusami.
E quindi questa è l'impostazione da cui partiamo, su cui si soffermava un coetaneo coevo di Paolino, Jacques de Vitry, che nel prologo della sua storia ierosolimitana, per giustificare le numerosissime digressioni geografiche che sono contenute in questa storia, scriveva in primo libro, leggo latino, presuppongo che ancora sappiamo il latino, il primo libro, Historia ierosolomitana, compendiose pet stringendo, deisque in partibus orientis dominus miserabilito operatus est di serui, describes in habitantium genera, civitatis daria loca, de quibus frequentius in divini scripture menzioni fieri reperio, sicut mi visum fuit expedire ad maiore intelligenza sacre scritture, diversa essi in terre proprietate, ed varias tra maiore predicandi copia aggiungendo. Anche lui sottolineava all'inizio della sua storia napoletana l'importanza della cornice geografica, del riferimento geografica. E io poi da qui aggiungerei anche l'importanza che diventa rilevante dall'inizio del 300 della cartografia e della mappa. All'inizio del 300 è il momento di passaggio dalla mappa, non so, del mappamondo di Herbst di un certo alla mappa dei mercanti, quindi è un nuovo modo anche di rappresentazione grafica dello spazio, non solo per scritto, di cui sono protagonisti i genovesi, i veneziani, anche catalani e i mercanti poi del Mediterraneo, tornando al discorso di prima. Quindi diciamo l'importanza della geografia, l'importanza e la funzione della mappa. La mappa è un termine ambiguo, vuol dire tutto e anche niente, comprende tante cose, un termine ambiguo che nel Medioevo disegnava sia il testo geografico che la carta, lo vediamo lì di fianco, no, la scrittura e l'immagine anche al tempo stesso. È solo perché solo la loro utilizzazione congiunta, che comportava rimandi del testo alla carta, infatti ci sono nel testo continui intercalari, e chi ha letto se ne ricorda, continui intercalari tipo come ut mappa ostendit o ut figura ostendit, sono ripetuti fino all'ossessione. Questo rimando continuo dal testo alla carta era l'unico che rendeva possibile, attraverso una duplice operazione mentale fondata al tempo stesso sui sensi e sull'intelletto, permetteva di concepire, viene usato mente concipere, lo stato del mondo, la situazione del mondo, dal momento che da tutti il solo testo scritto era considerato insufficiente a rappresentare lo spazio della storia, e quindi si riteneva necessario ricorrere all'utilizzazione continua e sistematica della carta, l'unico strumento che poteva permettere di percepire lo spazio nella sua interezza, nella sua globalità. E qui vorrei richiamare un testo che penso molti colleghi conoscono, un testo sulla rappresentazione dello spazio nel Medioevo, un saggio uscito, poi pubblicato in Italia dal Mulino di Paul Zumthor, che fa delle acute e penetranti considerazioni sul cambiamento della percezione dello spazio proprio in questa epoca, nel passaggio fra 200 e 300, e sottolinea che il nuovo spazio che si sta definendo, anche il nuovo modo di rappresentare, rappresenta una concezione dello spazio, usa questi termini molto positif e dominateur. Questa è la nuova geografia che si impone e che sarà poi, e che direi che avrà il suo sviluppo fino agli Atlanti della metà del Cinquecento, penso a Mercatore, a Orteglio, che è una geografia, una rappresentazione dello spazio fatta per positiva, concreta, non più astratta ma matematica, e dominateur, perché permette di appropriarsi dello spazio e di controllare e dominare lo spazio, che poi alla fine è un po' la base anche di quello che viene chiesto a Marin Sanudo, a Paolino Veneto per quanto riguarda i territori della Terra Santa. Una geografia, qui poi forse l'accostamento troppo al rito moderno, che come i geografi della generazione degli anni 70-80 francesi che avevano fondato una rivista radicale nel campo di studi geografici, Erodoto diceva la geografia serve a fare la guerra, a preparare la guerra, che è anche vero. Infatti chi non la sa poi perde. Io cito sempre gli studenti la sconfitta di Adwa, che è una cosa che è l'unica sconfitta che un esercito coloniale subisce in terra africana
cosa è frutto della incapacità di non conoscere il territorio che io avevo, nonostante viaggi e spedizioni mandate ripetutamente in quei territori. E quindi l'importanza della carta e della rappresentazione. Allora, con questo senso, a proposito di spazio positivo di domani a terra, ricordo anche un modo di concepire lo spazio che nasce dopo il ritorno di Colombo dal Nuovo Mondo. Il Papa Alessandro VI crea la Raia, una suddivisione del mondo in due sfere di influenza, e questo è che poi avrà tutta una lunga storia. Possiamo arrivare alla battaglia agli Alta nel dopoguerra, la divisione, questo, c'è una storia che si sviluppa in questo senso, di cui il rapporto tra storia e spazio, anche ripartizione e definizione dello spazio, è importante. Per questo, come ha sottolineato Carla Maria Monti in una sua articolata analisi della mappa mundi destinata alla Campania, per questo le storie universali di Paolino, che sono state descritte e raccontate, erano generalmente integrate e corredate da una più o meno ampia mappa o anche descrizioni geografiche, spesso da cartine geografiche, da miniature, e nel prologo erano contenute le giustificazioni di questa scelta, le ragioni di questa scelta. Queste scelte erano giustificate dal fatto che, come Paolino stesso precisa nel prologo del testimone più antico della sua De Mappamundi, non solo era difficile, dice, ma era impossibile senza questo raccontare le vicende storiche e far percepire lo spazio al lettore, a dargli un'esatta dimensione. E quindi per queste necessità e per la descrizione doveva essere realizzata in duplice forma, disegnata e scritta. Infatti usa il termine mappa duplex, picture et scripture, le mette in collegamento le due cose. Le due forme erano indispensabili l'una all'altra perché la parte disegnata derivava dalla concordanza delle diverse descrizioni. Usa di nuovo il termine ex mappis varis, dalle mappe varie arriviamo a un lavoro di sintesi, che la mappa in certo senso rappresentava un momento di sintesi delle varie informazioni diciamo, fornite dal testo scritto, anche più percepibili. Ed è però un'operazione che non inizia con Paolino, anche qui si inserisce una tradizione già esistente. Vincenzo di Bovegna, aprendo il suo specolo storiale, fa un'operazione in parte simile. Anche Orosio nelle sue storie de versus pagano, su cui finisce il citato. La mappa mundi doveva infatti consentire all'occhio umano di abbracciare ciò che altrimenti non sarebbe stato visibile e percepibile, vale a dire il mondo naturale, creato da Dio, anche se la finalità era pur sempre di tipo religioso, creato da Dio, è il mondo dove si svolgeva la storia umana, orchestrata da Dio, poi dietro c'era sempre questo sottofondo. Ecco, sulla base di un modo di procedere di questo tipo, che è poi legato anche al taglio enciclopedico, una conseguenza del taglio enciclopedico delle sue opere, la geografia era, anche in questo caso, innanzitutto una geografia universale, che si proponeva di abbracciare e comprendere il mondo loro conosciuto nel suo insieme, anche se poi lo articolava nelle varie parti attraverso la suddivisione, anche questa però conforme a una tradizione già preesistente in Asia, Africa, America, altre parti, ripartite a loro volta in regioni, con una lista di province, poste l'una in rapporto con le altre, di tutte queste realtà definite dalla realtà fisica, dalle montagne, dai mari e dai fiumi, che sono indicati con una certa precisione. Un modello descrittivo che proponeva una forma già datata e che poi produceva come risultato nelle carte una lista di toponimi con la loro collocazione nello spazio. È molto ricca di toponimi queste mappe. È uno spazio che in questa maniera era reso ordinato, intelligibile e utilizzabile, da usare. Una geografia, quindi potremmo dire, è stata usata la definizione enumerativa, nella quale si mescolava la realtà antica con quella contemporanea e che aveva come obiettivo primario tendere il più possibile alla completezza dell'informazione. Questo era uno degli obiettivi
senza però in questo caso che la completezza producesse una gerarchia e una scala di importanza dei dati indicati. I dati erano lì, casomai la gerarchia la faceva emergere chi la utilizzava, anche dava più peso a certe informazioni, secondo l'uso che intendeva fare di questa carta, l'uso particolare. L'interesse di questo lavoro, anche una parte di originalità, non era quindi nella originalità delle informazioni raccolte e descritte, che erano quelle note, ma nelle capacità di assemblarle, di assemblare le fonti in possesso e organizzandole in un contesto, come dicevo, saldamente topografico e al tempo stesso cronologico, attraverso le sintesi offerte da sinossi e da genealogie e il supporto visivo di carte geografiche e disegni, il mappamondo, le piante di città antiche, Gerusalemme, Antiochia, Acri, le carte dell'Italia, se avremo tempo su questo ci soffermeremo, quella della pianura padana di Ferrara, la carta regionale dell'Egitto, che peraltro si riferisce solo al delta del Nilo, l'Egitto, non è l'Egitto, e della Siria, la carta palestina, tutti manufatti che si potrebbero ricondurre, e questo ci lega a una novità contemporanea, che si potrebbero ricondurre tutti allo schema e alla struttura del compasso del navigare, che è il più antico portolano che ci è giunto e che è il segnale di un nuovo modo di finire lo spazio. Portolano è una struttura che si elabora a fine 200 e inizio 300, sempre nell'ambito delle repubbliche marinare italiane, quindi e che era già stato un modo di rappresentare anche il circolare dello spazio, che era già stato messo e utilizzato da un autore con cui è messo in rapporto in contatto Paolino, come poi vedremo, Marin Sanudo, e come negli scritti di Paolino ci suggeriscono termini che ritornano più volte, come compassus terre e compassus maris, usa questi termini, utilizzati il primo per l'itinerario terrestre e il secondo per quello marittimo. Usa questo termine, che credo non sia casuale, dato il tempo e dato il fatto che era stato messo a punto questo tipo di strumento e di testo, che è il compasso da navigare, che ha una larga diffusione in quell'epoca. Poi lui, il materiale che lui assembla e elabora è arricchito anche da altre sollecitazioni, come quelle che gli vengono dalla lettura del memoriale Historiarum di Jean de Saint-Victor, da cui riprende per esempio tutta una serie di riferimenti precisi all'Europa, mentre resta molto più generica, ma secondo le informazioni del tempo, la situazione del tempo, la parte relativa al continente africano, che sarà ancora un mondo sconosciuto a metà dell'Ottocento, quindi non possiamo meravigliare che all'inizio del 300 fosse tale. Per la parte relativa all'Asia, poi lui attinge soprattutto al Flos Historiarum Terrae Orientis, che è una raccolta di storie orientali che circolò presso la corte pontificia nei primi anni del 300 ed è compilato nel 1307 in edizioni bilingue, in latino e in francese, durante un soggiorno presso la corte di Clemente V dall'armeno Hayton da Korikos, un autore che ebbe un testo che ebbe una larga diffusione nella cultura geografica, non solo geografica, di quegli anni. Quindi ha dei riferimenti, ha una certa curiosità, sa anche attingere dove ci sono le novità, le sa anche percepire e segnalare, introdurre nel suo, anche se lo schema poi di cosa resta un po' di tipo tradizionale. Oltre che su questi aspetti che ho brevemente sottolineato, scusate, l'attenzione degli studiosi si è concentrata anche a lungo da parte di molti studiosi sul rapporto che sarebbe maturato nel periodo passato insieme ad Avignone fra l'opera di Paolino e Liber Secretorum Fidelium Crucis di Marin Sanudo, che pure appunto come l'opera di Paolino, corredato anche questo un apparato iconografico, è scritto, come tutti sappiamo, per incitare i cristiani alla crociata, quindi tutto sommato uno spazio, come diceva Zunta,
da possedere e da dominare, quindi qui ci si ricollega al cambiamento che il paradigma geografico e cartografico conosce in quegli anni. E quindi un'opera che Papa Giovanni XXII incaricò Paolino di esaminare, lui ebbe l'incarico di esaminare e verificare l'opera di Marin Sanudo dal Papa, dall'allora Papa. E questi studiosi che si sono occupati di questi rapporti e questi contatti fra questi due eruditi dell'inizio tutti e due veneziani, tra l'altro, dell'inizio del Trecento, hanno anche messo in evidenza le fonti comuni. Una fonte comune a entrambi è la Descriptio Terra ex Santi del domenicano Burchard de Moncion, ed è la dipendenza di entrambi poi da un altro, Pietro Visconti, si crea la gerarchia dei rimandi, e dell'Atlante, ecco, già un manufatto già più complesso di un Portolano di Pietro Visconti, che era un Atlante costituito da 5 carte nautiche, precedute da un mappamundi e seguiti da una carta della Palestina, da una pianta di Akron e da una di Gerusalemme. Atlante che si conserva nella biblioteca vaticana. Questi elementi hanno portato gran parte degli studiosi che ho ricordato all'inizio a inserire l'opera di Paolino, che poi attinse anche la tradizione classica, un po' Nionela, poi scendendo a Solino, a Paolo Rosio, a Isidoro di Siviglia, a inserire in questa tradizione tutta l'attività anche geografica e cartografica di Paolino, di cui si è stata messa efficacemente in evidenza un'altra caratteristica, anche un ben preciso, ordinato e razionale sistema classificatorio, che era molto più eterogeneo e confuse le mappe in genere compilate fino ad allora, che consiste, come ha messo in evidenza Dorothea van den Brinken, un indice geografico, una tavola alfabetica della materia, un ordinamento preciso che permette anche di usare questi dati e queste informazioni. Quindi diciamo che si pone in questo modo, in questa maniera, al confine, al momento di passaggio fra, come avevo già detto, fra una letteratura geografica e cartografica, teoretico-simbolica e biblico-mitologica, verso una dimensione più che sarà quella della geografia del mercante, ecco. Parafrasando, adattata a questa situazione, una vecchia definizione di Jacques Le Goff sulla civiltà medievale, che usa adattata al tempo, non allo spazio, al tempo della Chiesa e al tempo del mercante. Qui potremmo parlare appunto di spazio della Chiesa e di spazio del mercante. Questa era, anche se lui si ferma alle soglie di questo processo, quindi ci sono solo dei timidi tentativi in questa direzione. E su questo si è soffermato in particolare il saggio dell'anno scorso di Michelina De Cesari, che è arrivata in questo senso a negare quasi qualsiasi originalità al saggio e all'opera di Paolino. Lo definisce in bilico fra radicamento della tradizione e apertura alla novità, ma non invento di un nuovo modo di rappresentare l'ordine terrarum, e quindi esitante a infrangere la cristallizzazione della geografia teologico-simbolica e a creare un nuovo modello cartografico. Questi meriti e queste qualità le attribuisce a Pietro Visconti, alla figura di Pietro di Visconti. In modo, se è vero che il mappamondo di Paolino ha mantenuto ancora una forma abbastanza tradizionale nel suo mappamondo, la sua visione del mondo, con l'oceano che racchiudeva ancora l'intero ecumene, questa è ancora la sua rappresentazione, e il consueto orientamento con l'est in alto, anche se poi il centro non cadeva più su Gerusalemme, che non viene neppure segnalata, questo è un cambiamento, e non viene nemmeno segnalato neppure il paradiso terrestre, quindi che diciamo, si libera di certi condizionamenti teologici e simbolici per aprirsi verso altri. Elimina pure la schematica ripartizione delle carte T no, che erano durate a lungo,
abbandona elementi fantastici, tipo disegni di piante, animali, creature immaginifiche, anche se c'è qualche riferimento. Io dico sempre, fortunatamente, che la geografia deve essere aperta all'utopia e alla fantasia. La carta troppo esatta fotografa il mondo, la geografia deve servire a cambiare il mondo, non solo a prendere atto. E quindi è l'utopia, non c'è più dell'utopia che permette di aprire gli orizzonti e di guardare in avanti, e quindi ben vengano anche i riferimenti. E le utopie hanno avuto una grossa funzione, anche i viaggi immaginari. Ne parlavamo ieri sera, parlavamo di Mendeville con Marcello. C'è un testo che ha avuto una funzione di dilatare le conoscenze e gli orizzonti, è un testo di un viaggio non vero, che però ha avuto una diffusione enorme ed è servito a far capire le cose più di un viaggio vero. D'altra parte siamo a Venezia, io ho studiato molto come Marco Polo, il milione non è un testo, è più un viaggio inverosimile, una geografia più spesso immaginaria che reale, si confondono le due cose, è per quello un testo importante, che ha avuto una funzione importantissima. Quindi questa è la... Però appunto, quindi ci sono anche ancora qualche richiamo al mito. Ci sono le isole fortunate, che poi sono le Canarie, che fra l'altro da lì a poco i mercanti genovesi avevano scoperto, e della seconda scoperta Boccaccio aveva raccontato la storia in una sua opera. Quindi, visto che parliamo delle Canarie, le isole reliquis repertis, lo scrive Boccaccio, raccogliendo il racconto della spedizione fatta da marinai genovesi e fiorentini che passano oltre le colonne d'Ercole, raggiungono le Canarie, e lui ha queste notizie dei mercanti di Siviglia, che poi avevano rapporti con Firenze, e quindi vediamo il senso di questa circolazione del mondo mercantile. E quindi c'è anche Thule, la mitica Thule, l'isola l'ultima spiaggia, e c'è ancora la citazione e il riferimento al Prete Gianni, collocato all'estremità orientale dell'Asia, nell'India Superior, nei pressi del Finis Indie, sono termini che usa lui. E propone però anche nuove realtà geopolitiche, accanto ai toponimi della tradizione, in particolare della tradizione isidoriana, Isidoro in Siviglia intendo, propone nuove realtà geopolitiche, la Rutenia, che è la Russia, il Regnum Katai, e anche geografiche, l'Otic, il Volga, il Mar del Sahara, che è il Caspio, con una toponara, una terminologia diversa, e per la prima volta adotta il modello pratico delle carte per la navigazione, questo per quanto riguarda il bacino del Mediterraneo, il Mar Nero, le coste nord-occidentali della Spagna e della Francia. E anche lui naturalmente comprese questa necessità di collegare la geografia con il testo storico. Cito, elimino una seconda, vi risparmio che ormai negli atti se sembra che si faranno, la troverete una seconda citazione in latino in cui teorizza e sottolinea questo aspetto. Quindi una geografia concepita come sostegno, dicevo, alla storia. Allora, se ho ancora 2 minuti di tempo, vorrei fare un riferimento anche a una cosa, che rappresenta una novità, le carte dell'Italia, perché sembrerà strano, ma all'inizio del 300 non esisteva nessuna rappresentazione integrale della penisola italiana. Cioè la prima è quella che si offre, era sempre stata raffigurata a segmenti, a parti, ma non nella sua visione, e questo è un fatto importante, non da poco nella cultura geografica. 2 carte dell'Italia che sono presenti nel manoscritto Vaticano Latino 1960, che contiene anche il mappamondi. Sono 2, una in scala più piccola, compresa in un solo foglio, comprendente l'Italia settentrionale e centrale sino al Tronto, che lui definisce terminus Abruzzi, e al Tevere, e l'altra riguardante il resto dell'Italia centrale e l'Italia meridionale con la Sicilia. In esse riuscì, come nel Canaan, a sintetizzare gli apporti della cartografia marina, di cui subì le influenze,
e trasse la successione di toponimi costieri, che non erano anche quelli prima, e l'orientamento a sud, e poi anche tutta la conoscenza della terraferma. La rappresentazione della costa, sì, dica di toponi appare in Somalia, solo in qualche tratto riguardo il Golfo di Genova e in genere l'Italia meridionale, la linea si sviluppa a segmenti fortemente arcuati, come nelle carte nautiche da cui probabilmente ha ripreso. Caratteristica di queste carte appare la strozzatura nel tratto compreso tra le trasversali Capolicosa, Gargano e Maratea Polignano, dove la larghezza della penisola nelle sue carte è ridotta a metà di quella vera e di quella reale. I fiumi e i laghi sono segnati in verde, mancano quasi tutti una carta piccola, eccettuata la pianura padana, e sono presenti invece nel resto della carta, forse la più vicina ai luoghi dove lui aveva vissuto, poi nel sud aveva operato, quindi lì aveva potuto raccogliere più informazioni. Invece meno precisa, più completa, in parte sbiadita, è la rete idrografica, dove mancano diversi fiumi. Il Po e i suoi effluenti sono rappresentati solo per alcuni tratti da linee spezzate invece che da linee sinuosi. Terminiamo con i riferimenti ai rilievi montuosi, che sono in genere ben individuati, sono rappresentati con piatte in tinta rossa che corrispondono tutte all'area occupata dalla montagna, usa questo schema per rappresentarli, sicché si ha l'impressione di aver sott'occhio una rossa carta a tinte ipsometriche, qui anticipa in certi modi poi di rappresentare anche l'orografia che sarà tipica della geografia successiva. Le città e i castelli sono indicati con prospettini a tinta gialla a forma di torre, ma le città più importanti come Verona, Parma, Bologna, Roma e Napoli sono prospettini più complessi colorati di rosso vinoso. Io con questo penso di aver almeno fatto capire, spiegato e chiarito in che limiti e in che misura si può parlare anche di geografo per quanto riguarda Paolini, e quali sono gli elementi della tradizione e alcuni elementi dell'innovazione che lui propone in questa sua attività che completa e integra tutta la sua opera. Grazie. Ringraziamo il professor Francesco Sordici, che effettivamente ci ha fatto capire quello che ritieni di averci fatto capire. Va bene, questo è già confortante. Ecco, inviterei ora come momento conclusivo della mattina Roberta Morosini della Wake Forest University, che presenta una relazione dal titolo Le favole dei poeti e il buon governo, il trattato in volgare veneziano de regimine rectoris e il De Diis Gentilium et Fabulis Poetarum. Roberta Morosini è, come è già stato detto, gran parte